La difficile situazione del traffico cittadino a Rapallo accentuata dai cantieri aperti, in coda anche i mezzi a due ruote, l'invito del comune ad utilizzare il meno possibile l'automobile. Nozzarego come un piccolo eremo dove venerare Nostra Signora del Carmine, rinnovati i festeggiamenti in onore della patrona e presentati i lavori di consolidamento del campanile della chiesa. Mezzanego raddoppia la raccolta differenziata rispetto al 2015, la percentuale del 68,65% ancora migliorabile. Intanto il comune provvede allo sfalcio dei cidi stradali con la collaborazione di volontari. Presentate in Valle Sturla le possibilità di turismo sostenibile contenute nel piano di sviluppo rurale, ancora incerto il termine di apertura dei bandi che potrebbe essere a settembre. Fine settimana all'insegna dell'olio d'oliva Leivi, domenica la premiazione del miglior prodotto. Il 2017 è annata straordinaria, presentati 8 campioni a denominazione d'origine del territorio su 13 totali. Un intreccio di impressioni artistiche legate dalla lingua genovese. Lo spettacolo Liguritudine ha riscosso interesse ed applausi in piazza Fenice a Chiavari. Va a Soria la vittoria nella finale dell'edizione 2018 di Fontanabuona Senza Frontiere. A Ferrata si sono date battaglia 16 squadre, contribuendo a raccogliere 2.500 euro per gli asili e la Croce Rossa. Buonasera a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura ci occupiamo del tema del traffico cittadino a Rapallo. Dopo la giornata nera vissuta lunedì, complice l'allerta meteo ed un mezzo dell'ATP in avaria, siamo tornati a tastare il polso di chi quotidianamente deve fare i conti con lunghe code e difficoltà negli spostamenti. I momenti più critici sono le prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. Dall'amministrazione l'invito ad usare i mezzi pubblici. Qual è la situazione? La situazione è molto difficile, specialmente con la passeggiata chiusa, risentiamo tantissimo, c'è un traffico che è intenso, molto, soprattutto dalle 4:30-5 del pomeriggio in avanti e la mattina dalle 8 alle 9-9:30 come fasce di punta, diciamo, di traffico. Trovate delle alternative, delle soluzioni? No, perché purtroppo alternative non ci sono, perché purtroppo le strade sono queste a Rapallo e le uniche alternative che abbiamo trovato erano quelle dei bus che non andavano giù a Santa, però continuano a passare perché comunque ci sono alcuni bus che hanno la lista bianca, sono la white list e quindi possono comunque passare e contribuiscono ad aumentare il traffico. Disagi soprattutto nelle ore di punta, perché sia al mattino che poi alle 12, verso mezzogiorno, 12:30 si forma un caos, è una cosa allucinante. Proprio. Tra l'altro quando piove non ne dico, ancora peggio. Quando piove è ancora peggio perché tutti usano poi la macchina e chiaramente dire che c'è anche via Milano, via Torino, ma perché questa qua, essendo l'arteria principale che ti porta all'autostrada, e allora si sviluppa tutto qua. Anche moto è difficile trovare parcheggio in auto e il traffico è sempre, soprattutto su queste due vie principali, è abbastanza difficile. Lei è di Rapallo? Sì, oramai potrei dire di sì. E si muove principalmente in moto? In moto, sì, esattamente, ed è anche abbastanza difficile negli orari di punta muoversi in moto. Anche qui cerchiamo di farli lavorare di notte, di evitare weekend e momenti più trafficati, però i lavori sono tanti e la gente anche deve abituarsi a lasciare il più possibile la macchina a casa, perché non sono lavori che termineranno in un mese o in 2 mesi. Sul fronte del traffico ferroviario, a 2 settimane dall'avvio dei cantieri nella galleria San Martino, si è riunito un tavolo tecnico dei pendolari del Levante per analizzare l'andamento del servizio ferroviario nella tratta Genova-La Spezia. È emersa la necessità di effettuare alcune modifiche per garantire il maggior numero di treni, vista l'elevata presenza di viaggiatori sulla linea. Rete Ferroviaria Italiana si è impegnata a garantire un servizio migliore. Le variazioni saranno programmate a partire dal 2 agosto e comunicate anticipatamente ai comitati dei pendolari. I lavori termineranno il 2 settembre. La nuova linea del mare a Chiavari sta dando ottimi risultati, complice anche la gratuità del trasporto. Nel primo mese dall'istituzione del servizio pubblico della linea denominata C2, la collaborazione tra Comune ed ATP Esercizio sembra aver riscosso apprezzamento da parte dell'utenza. I punti di forza, sottolinea il direttore operativo Roberto Rolandelli, sono sicuramente la gratuità e il percorso delineato in modo da coprire il lungomare, la frequenza oraria
ferroviaria e la circonvallazione per arrivare alla RSA. La valutazione ora riguarda la possibile sostituzione dell'attuale mezzo con uno più capiente dotato di posti in piedi. Anche il sindaco Marco Di Capo esprime apprezzamento per i risultati ottenuti. Il servizio di Freebus, che conta 12 corse giornaliere, nei primi 30 giorni di servizio ha trasportato circa 2.439 persone, con una media dello 81,3 utenti giornalieri. È stato denunciato in stato di libertà per lesioni gravi il 66enne conducente di autobus protagonista di un incidente stradale ieri mattina in località Cavia Lavagna. L'uomo, residente a Vinovo in provincia di Piacenza, nell'effettuare una manovra di sorpasso di una bicicletta avrebbe urtato l'anziana signora a bordo del mezzo a due ruote, provocandone la caduta. Con la ruota anteriore destra, l'autista del bus avrebbe provocato lo schiacciamento del braccio sinistro della donna, successivamente ricoverata all'ospedale San Martino di Genova. L'anziana, in prognosi riservata, non è in pericolo di vita. Ed è stato denunciato all'autorità giudiziaria di Genova un 41enne straniero residente a Gardone Valtrompia, ritenuto responsabile di un furto perpetrato ai danni di un esercizio commerciale di Corso Colombo a Sestri Levante. Le indagini sono state condotte dai carabinieri sestresi in collaborazione con la locale polizia municipale. Rimane sconosciuto al momento il complice del furto. Tra le comunità che festeggiano come patrona Nostra Signora del Carmine, anche quella di Nozzarego a Santa Margherita Ligure. Nel giorno della festa la celebrazione eucaristica è stata presieduta dal vescovo diocesano. È stata l'occasione per fare il punto degli interventi di restauro al campanile della chiesa. La parrocchia di Nozzarego a Santa Margherita Ligure, per collocazione territoriale e per il progressivo decremento degli abitanti e residenti, ha assunto negli anni sempre più la connotazione di santuario mariano, meta di fedeli, turisti e pellegrini che frequentano questa chiesa come luogo di appartenenza. Tornare ad un luogo caro alla memoria familiare, alla memoria di particolari eventi della vita che qui si sono svolti, che qui si sono consumati e che magari, perché no, hanno trovato in questo santuario anche un loro dispiegamento, una loro soluzione. Un piccolo eremo simile a quello del Monte Carmelo, dove si ritirò una piccola comunità orante per contemplare la beltà e gli orizzonti nuovi che questo sito offriva loro. Il richiamo è stato fatto dal vescovo Alberto Tanasini, che nel giorno della festa patronale ha presieduto la Santa Messa. La realtà percepita attraverso la bellezza ci porta sempre in alto, ha detto il vescovo. Per la comunità di Nozzarego la festa è stata anche occasione per fare il punto dei lavori di consolidamento del campanile della chiesa. L'intervento, particolare e articolato, è iniziato con il consolidamento delle fondamenta. Sono state fatte delle piccole perforazioni in attraversamento della fondazione fino a raggiungere la quota d'imposta della stessa e sono state iniettate delle resine molto particolari che hanno caratteristiche di spanne in un tempo estremamente rapido, con elevate pressioni, e consentono in questo caso un controllo assoluto della reazione che la resina ha nel terreno e del comportamento terreno-struttura. Finita questa fase faremo una palificazione un po' più a valle, a una distanza tale che non generi delle vibrazioni sul campanile, e questo avrà lo scopo di tutelarci, oltre che dagli spostamenti verticali del campanile, anche da un possibile movimento del pendio verso valle. A questa fase ne seguirà un'altra con il restauro architettonico della torre campanaria. L'intervento sarà quello del restauro monumentale delle superfici e anche della copertura, di tutte le parti dove è possibile appunto averci delle cause di degrado, come sono adesso in essere nelle zone di collegamento con la chiesa, nelle zone al di sopra della cella campanaria e a livello di copertura. La comunità di Sant'Anna Rapallo festeggia il 50° anniversario dall'istituzione. Il 26 luglio 1968 il vescovo Maverna, con una lettera indirizzata ai sacerdoti e residenti del quartiere, sottolineava l'urgenza di erigere una nuova parrocchia per provvedere al bene delle anime in una zona della città particolarmente popolosa. In occasione di questa lieta ricorrenza, domenica prossima, 22 luglio, la Santa Messa delle 11 sarà presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, e sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1.
Al termine della liturgia il cardinale Bagnasco scoprirà in fondo alla chiesa una targa marmorea che riporta la data di istituzione della parrocchia e della dedicazione della chiesa, per poi inaugurare nei locali parrocchiali una mostra fotografica sul 50° curata da Alessandra Rotta. L'esposizione rimarrà aperta sino al 29 luglio. La celebrazione apre di fatto i festeggiamenti in onore della santa titolare Sant'Anna. Da lunedì prossimo inizierà il triduo di preparazione alla festa. Dalla collaborazione tra comune e cittadini sono maturati risultati positivi in ambiti legati alla tutela dell'ambiente a Mezzanego. Con la collaborazione di volontari l'amministrazione sta provvedendo allo sfalcio dell'erba lungo i bordi della strada. Lusinghieri inoltre i risultati della raccolta differenziata. La percentuale di raccolta differenziata a Mezzanego nel 2017 è raddoppiata rispetto al 2015. Grazie all'impegno di tutti i cittadini il comune è passato dal 34,25% di 3 anni fa al 68,65%, un dato positivo da migliorare che incentiva l'amministrazione ad implementare il sistema attuale di raccolta dei rifiuti. È un grande risultato, ma deve essere un punto di partenza, perché comunque abbiamo ancora tante cose da migliorare, soprattutto il rispetto degli orari dei giorni di conferimento. Dobbiamo ancora aumentare la differenziata, abbiamo ordinato dei nuovi cassonetti, anche delle nuove compostiere, ed invito chi non avesse, chi ha un giardino, chi ha un terreno dove poter posizionare una compostiera a farne richiesta, perché c'è anche un piccolo vantaggio sulla tariffa di circa il 10% di diminuzione. L'impegno dei cittadini di Mezzanego si è manifestato anche in un altro significativo ambito, quello dello sfalcio dell'erba a bordo strada. Partendo da una forte collaborazione volontaria, l'amministrazione ha potuto non solo risparmiare, ma anche coprire la pressoché totalità della rete stradale comunale che si estende su circa 34 km. Siamo riusciti a fare quasi 20 km con lavoro volontario. E il resto sta procedendo, nelle prossime settimane completeremo e abbiamo intenzione anche di fare sulla strada di Corerano una pulizia più profonda, anche con taglio di alcune piante pericolanti per dare più sicurezza sulla viabilità. All'incirca di che cifre parliamo per quanto riguarda le operazioni non volontarie? Beh, direi che siamo intorno sui 10.000 euro, impegneremo per questo, ma però risparmiamo circa 20-25.000 euro col lavoro dei volontari, perché sennò costerebbe molto di più. Sono stati illustrati proprio in comune a Mezzanego i bandi inseriti nel piano di sviluppo rurale riguardanti i progetti di turismo sostenibile. Si tratta di possibilità di sviluppo e innovazione delle filiere dei sistemi produttivi locali, di valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali. Al momento non si conosce ancora la data di apertura dei bandi, che potrebbe essere a settembre. In cosa consistono questi bandi? Allora, innanzitutto noi abbiamo iniziato in questo periodo un ritorno sul territorio per una serie di incontri per presentare tutta la serie di bandi che erano legati alla nostra strategia di sviluppo. Noi abbiamo fatto già un'indagine all'epoca della stesura della strategia nel 2015 con un'altra serie di incontri e grazie a questi incontri abbiamo poi sviluppato una strategia di sviluppo sul territorio che diciamo così, mira su un filo conduttore dei 25 comuni che vanno da Isola del Cantone a Moneglia, che è quello della creazione di un comprensore odor. E intorno a questo filo conduttore abbiamo costruito tutta una serie di bandi che vanno sia sulle strutture ricettive, quindi sul turismo sostenibile, sia sulle filiere delle produttive, quindi su una serie di filiere che possono essere quella delle nocciole, del latte, della rosa, eccetera, e anche sulla valorizzazione dei beni naturali ed ambientali del territorio. Per adesso avete avuto una buona risposta comunque? Allora, noi abbiamo avuto una buona risposta dal punto di vista dell'interesse delle persone. Noi oggi ci troviamo in un incontro a Mezzanego dove, devo dire la verità, la Val d'Alto risponde sempre molto bene, in particolare Mezzanego risponde sempre molto bene a queste serie di incontri. Noi li abbiamo fatti pur non sapendo e conoscendo ancora la data esatta in cui li potremo aprire. Auspicabilmente prevediamo un'apertura da settembre in poi, quindi ogni momento può essere quello utile e abbiamo ritenuto necessario riprendere il contatto con il territorio appunto per informarli quali sono i bandi, un po' per rinfrescare la memoria su quali possono essere i bandi che possono interessare le persone che sino ad oggi ci hanno seguito. Nel 2015 c'erano determinate esigenze, non è detto che oggi si rispecchino quelle stesse esigenze, quindi noi riteniamo opportuno che sia utile fare questo giro di incontri anche appunto per verificare, tastare un po' con mano se la nostra strategia ha sempre gli stessi obiettivi oppure deve ridimensionare un pochettino il tiro.
La stagione olivicola entra nel vivo. Nelle zone costiere si è conclusa la fase di indurimento del nocciolo e le olive risultano suscettibili agli attacchi della mosca olearia. L'attività dell'insetto è in aumento, tuttavia al momento si consiglia di rimandare l'intervento con prodotti larvicidi alla prossima settimana. Analogo consiglio vale anche per le zone del primo entroterra, dove la fase di indurimento del nocciolo è iniziata. Nelle zone della Val Graveia e della Val Fontana Buona le olive non risultano ancora suscettibili degli attacchi dell'insetto. Gli olivicoltori appartenenti a queste zone, interessati ad attivare metodi di lotta preventivi, possono al momento installare le trappole per la cattura a massalo o andare a comprare i prodotti appunto per combattere le larve. E l'Evi si prepara a vivere un fine settimana all'insegna dell'olio d'oliva. Da sabato e sino a martedì nell'area sportiva di San Bartolomeo si svolgerà la 24esima edizione della Festa dell'Olio. Straordinaria la qualità dei campioni di prodotto pervenuti alla giuria del premio. Perché è importante la Festa dell'Olio? Per una duplice ragione, un aspetto fondamentale legato a questo prodotto, che è l'oro liquido del Mediterraneo, è un prodotto di primo ordine che sapientemente nel corso degli anni gli agricoltori e frantoiani hanno contribuito a migliorare proprio sotto l'aspetto qualitativo e poi sotto l'aspetto territoriale. Siccome noi all'olio leghiamo anche il premio come miglior oliveto, se noi abbiamo degli oliveti in ordine, se abbiamo dei versanti che sono gestiti bene, soprattutto e anche per l'aspetto sicurezza abbiamo una garanzia. Quindi dobbiamo essere fieri di questa manifestazione che va avanti ormai da 24 anni, quindi un grande ringraziamento a chi l'ha ideata, a chi l'ha per tanto tempo portata avanti e noi con tenacia cerchiamo di valorizzare ogni anno. L'annata dell'olio come si sta evolvendo? Questa in divenire sembra un'annata discreta. Quella invece che ha dato origine agli oli che verranno premiati al premio Levi è stata un'annata molto buona. Nel concorso di Levi è molto indicativo il fatto che hanno partecipato 8 denominazioni d'origine del territorio su 13 totali, quindi una partecipazione che supera il 70%. E questo vuol dire che il premio Levi è riconosciuto effettivamente anche come indice di qualità delle produzioni in atto. Quali sono gli appuntamenti e quali artisti parteciperanno a questi eventi? Allora, per la Sagra dell'Olio partiremo con sabato 21 con Roberto Perazzoli, proseguiremo domenica con Donatella Buriassi, lunedì come da tradizione avremo la musica dei Caravel e il grande finale sarà martedì con Franco Bagutti. Diverse espressioni artistiche accomunate dalla stessa lingua, il genovese. È questo il Canovaccio di Liguritudine, lo spettacolo multimediale con testi di Roberto Frugone e Andreina Solari, andato in scena in Piazza Fenice a Chiavari. Com'è andata nel preparare la serata? È andata bene, è stata una bella sfida mettere insieme tanti linguaggi, quindi la musica, la poesia, il teatro, e fare in modo che queste tre cose andassero d'accordo e non si coprissero, non si disturbassero l'una con l'altra. È stato per noi interessante, anche una bella sfida, penso anche per i ragazzi che li abbia dato qualcosa, arricchiti in qualche modo. Quanto è importante ancora oggi valorizzare il dialetto? Che sono le nostre origini e quindi direi che ha una valenza molto alta questo di tornare un attimino a capire chi siamo, da dove veniamo. Poi è la storia dei nostri padri, dei nostri, diciamo, dei liguri che hanno navigato, sono andati in tutto il mondo, hanno portato altre parole di altre lingue che sono state poi unite al nostro dialetto e quindi si è arricchito e possiamo dire di avere una lingua veramente, veramente importante. Che abbiamo cercato di metterlo in gioco in una forma di spettacolo più moderna possibile, che integrasse diverse forme d'arte, cioè le canzoni, i testi recitati, le coreografie mentre noi suoniamo le canzoni e poi la presenza dei video di sfondo che documentano e poi i sottotitoli che aiutano l'accessibilità di questo spettacolo anche per chi lo guarda. Com'è andata sul palco? Bene, direi di sì, i primi feedback, i primi commenti sono tutti positivi e sembra che gli impegni che abbiamo messo in questa opera stiano fruttando, diciamo, ecco, siamo soddisfatti. Quello che voleva passare è un po' il fatto che anche noi
ci sentiamo appartenenti alla cultura, nonostante dicano che i giovani siano slegati, siano fuori, invece questo incontro con la cultura è stato bello e abbiamo lavorato e si spera di continuare sempre in meglio. Ecco. Il quartiere di Rupinaro a Chiavari si prepara ad ospitare 3 giorni di festa e di convivialità. In prossimità della festa di San Giacomo, venerdì, sabato e domenica prossimi si svolgerà la 27esima edizione della Sagra della Caponnada. Nata dal desiderio di riunire la parrocchia per realizzare uno scopo solidale, l'iniziativa si attesta tra le manifestazioni più longeve del territorio e anche quest'anno non mancherà di proporre delle novità accanto ad un celebre Beato Marinaro. Siamo arrivati all'appuntamento della Caponnada, questa mattina i primi interventi, come sta procedendo la macchina organizzativa? È già un po' che si è messa in moto perché la burocrazia purtroppo è tantissima, adesso è la fase operativa e cominciamo con il montaggio della struttura che il Comune gentilmente tutti gli anni ci mette a disposizione e poi tutte le altre premesse per andare avanti con tutte le strutture. Piatto forte sarà la Caponnada, quanto prevedete di riuscire a realizzarne? Ma tutti gli anni c'è sempre un'escalation, ormai abbiamo passato in migliaia di porzioni e quindi speriamo di mantenere le posizioni degli anni passati. Vi danno una mano anche i giovani qua dalla parrocchia? Per fortuna abbiamo un grosso aiuto da parte loro, che quello è fondamentale per l'evento, è una nota di gioventù è una delle cose, una componenti più belle dell'evento. Come è partita questa idea, questa sagra? Ma dovessi dire di preciso non lo so, ma è stata un'iniziativa di questo gruppo di amici che ha pensato di fare qualcosa per il quartiere e per solidarietà. E quindi da lì, da poco, siamo arrivati a avere oggi delle migliaia di porzioni. Quindi l'appuntamento, lo diciamo per i telespettatori, è nella centralissima piazza davanti alla chiesa di San Giacomo di Rupinaro. In che giorni? Da venerdì, sabato e domenica sera. Anche chi si trovasse a passare qua per caso si può fermare? Certamente sarà ben accolto. Abbiamo una struttura quindi che in caso malaugurato di pioggerelle siamo al coperto. Allora buon lavoro. Grazie tante, grazie. E proprio nell'ambito della 27esima Sagra della Caponnada verranno presentate le attività dell'Associazione Sportiva Rupinaro Sport domenica sera a partire dalle ore 20. In passerella dalla prima squadra al settore giovanile con giocatori e staff. Tra le novità l'allenatore della prima squadra, Roberto Copello, mentre gli juniores saranno affidati a Nicolò Scarlassetta. Andrea Barbetti sarà l'allenatore della leva esordienti misti. Sarà inoltre annunciata la nascita di un nuovo sito internet. Per gli appuntamenti in programma per la giornata di domani sfogliamo ora insieme l'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per giovedì 19 luglio dalle 10:30 alle 12:30 nel Palazzo Fasce di Sestri Levante tornano gli animali preistorici, laboratori gratuiti per bambini offerti dal Museo Archeologico e della città. Evento Sing and Drink dalle 18:30 dove i DJ set si alterneranno in 8 piazze diverse nel centro di Rapallo, proponendo musica italiana e grandi successi e revival. Sempre dalle 18:30 cena e torneo di beneficenza a sostegno dell'associazione Labora nel giardino della scuola Maria Luigi in via Santa Chiara a Chiavari. Alle 20:30 in piazza Ravenna si terrà l'evento Lettura musicata con il gruppo giovanile della Banda di Lavagna. A Chiavari, in zona colmata, dalle 21 si esibirà l'orchestra di Tonia Tadisco, occasione per ballare con Ballo Liscio. Alle 21:15 in piazza Caprera, Santa Margherita Ligure, si terrà il concerto organizzato dalla Filarmonica Cristoforo Colombo in occasione della festa patronale. 14ª edizione del Jazz and Wine Festival in piazza Nazario Saura Cavi di Lavagna. Dalle 21:30 ospite della serata sarà Laura Fedele che porterà sul palco il progetto One Woman Band. Ed infine a Sestri Levante alle 21:30 si terrà l'evento A Night in Kinshasa di Federico Buffa, il primo del Cinema Teatro Harrison sul palco Teatro Conchiglia, dove il giornalista sportivo narrerà lo scontro tra Muhammad Ali e George Foreman.
Un aggiornamento di cronaca che riguarda un incidente avvenuto nel pomeriggio di quest'oggi nello Spezzino. Alle 17:38 in località Romito Trebbiano un uomo di 53 anni, lavorando sul terrazzo della propria abitazione, montando una tenda per il sole, veniva colpito al capo da uno dei bracci della stessa, cadendo a terra e perdendo conoscenza. Una persona antistante l'abitazione dell'uomo, avendo occasionalmente osservato il fatto, aveva allertato i soccorsi. La centrale operativa del 118 di La Spezia ha allertato l'automedica che è giunta sul posto. Il personale medico e infermieristico ha raggiunto l'abitazione dell'infortunato e ha prestato i primi soccorsi. Il medico, valutando anche la dinamica e la condizione clinica del paziente che presentava un grave trauma cranico contusivo commotivo, ha disposto il trasferimento all'ospedale San Martino di Genova, che è avvenuto a bordo dell'elicottero Drago. Ora il calcio, Serie D, la Lavagnese ha tesserato per la prossima stagione sportiva Matteo Saccà, esterno ambidestro di grandi doti tecniche. Lo vediamo in questa fotografia insieme al presidente della Lavagnese Stefano Compagnoni. Nato a Firenze il 19 marzo del 1994, Matteo ha maturato esperienza calcistica con la Primavera dell'Empoli, dove in 2 stagioni ha collezionato 42 presenze e 6 rete. Successivamente è stato giocatore della Pistoiese, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Rignanese, Mezzolara e infine col Savona in Serie D 17 presenze e 4 reti. È andato a Sori il 7° trofeo di Fontanabuona Senza Frontiere, la manifestazione estiva ospitata a Moconnesi che ogni anno propone una sfida tra comuni all'insegna del divertimento e del fair play. Nel corso delle 3 giornate sono state raccolte offerte per un ammontare complessivo di oltre 2.500 euro che saranno destinate agli asili parrocchiali e alla Croce Rossa di Gattorna. 16 comuni dell'entroterra e della costa, un campo da gioco, quello di Ferrada di Moconnesi, pubblico numeroso e presente alle 3 serate e sullo sfondo la solidarietà. Gli ingredienti dell'edizione 2018 di Fontanabuona Senza Frontiere non si discostano da quelli degli altri anni, ma l'impasto riesce sempre a coinvolgere e divertire in modo nuovo ed entusiasmante. Siamo alla 7ª edizione, ogni anno abbiamo cercato di presentare giochi sempre più belli, sempre più avvincenti, sempre più nuovi, anche mutuando l'esperienza nazionale di Italia Gioca, dove Moconnesi è andata a rappresentare per il 5º anno di fila la Liguria. Il pubblico tutte le sere è stato numeroso, siamo ben contenti di questa formula che, ripeto, si ripete ma si rinnova. I giochi sono ovviamente improntati all'agonismo ma anche al divertimento, ma soprattutto al fair play. La squadra detentrice del trofeo Cogorno ha dovuto cedere il passo nella finale agli avversari di Sori. Non è mancato tuttavia l'agonismo nell'affrontare le diverse prove. Questi giochi vengono fatti da parecchi anni, è la nostra 3ª partecipazione. E questi giochi qua riprendono i vecchi giochi anni 80 e 90 col fil rouge, che è la prova speciale dove vengono assegnati più punti nella classifica finale. Ad alzare il trofeo 2018 quindi un comune costiero. Nella squadra però non tutti partecipano per agonismo. Se devo dire qualcosa che mi abbia particolarmente lasciato questa competizione è il fatto che mi piace solo fare la mascotte, perché a giocare, anche se questi giochi sono un po', dovrebbero essere forse goliardici, alla fine si finisce per essere competitivi anche qua. Perciò mi piace essere la mascotte da questa squadra. Io sono di Sori, quindi faccio la mascotte di Sori. Quest'anno ci travestiamo da Bagnini, facciamo un po' gli stupidi e ci divertiamo. Il professor Massimo Bacigalupo è stato insignito del riconoscimento del Rappallino d'Oro 2018 assegnato dall'Associazione Liguri Antighi Rappallin. Il premiato ha deciso di devolvere l'assegno di 2.500 euro ricevuto insieme all'onorificenza alla locale sezione della comunità di Sant'Egidio. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. L'informazione di Telepace ritorna domani mattina alle 7:30 in diretta Radio TV insieme a Marco Revello con il buongiorno di Teleradio Pace e alle 12:45 con il TG13. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di serata.